Bentrovati da Alberto Feltrin ai telespettatori di Telechiara e ai radioascoltatori di Blu Radio Veneto in questa puntata davvero speciale di Camper Padova. Il nostro camper virtuale ci porta questa sera in un posto reale. La scenografia che vedete non è virtuale. È una scenografia vera dove la settimana scorsa siamo stati con gli amici di Telechiara in pellegrinaggio in Terra Santa, e quello che vedete alle mie spalle, naturalmente i radioascoltatori di Blu Radio Veneto lo possono solo immaginare, è lo scenario che si apre dal campo dei pastori di Betlemme, ed è uno scenario estremamente significativo perché qui la stessa città di Betlemme si divide in territorio palestinese e in territorio che, pur essendo palestinese, oggi è terra occupata dai coloni israeliani, terra che è 3 volte santa, santa per i cristiani, santa per gli ebrei, santa per i musulmani, un incrocio di religioni e di culture che si respira ovunque si vada. Quello che vi raccontiamo questa sera è un po' un'anticipazione di uno speciale che realizzeremo nelle prossime settimane, in cui attraverso le voci delle tante persone che ci hanno accompagnato in questo viaggio ci racconteranno i tanti aspetti di questa terra. Noi vogliamo cominciare proprio da qui questa sera, da Betlemme, per raccontarvi alcune testimonianze di persone che lavorano, operano in queste terre per dare un loro contributo di pace, di aiuto a queste popolazioni. E cominciamo da una delle testimonianze più significative, quella di una religiosa, una suora elisabettina che insieme ad altre consorelle opera all'interno del Caritas Baby Hospital di Betlemme. Ed eccoci al Caritas Baby Hospital di Betlemme, una struttura che da anni ormai si è inserita in questo tessuto molto particolare, molto difficile di questa città, e qui lavorano, operano con molta dedizione, con molta simpatia anche delle suore venete. La loro casa madre è padovana, sono le suore elisabettine di Padova, appunto, e qui con noi c'è Suor Lucia Corradin, che non è di Padova, è vicentina, e con uno splendido sorriso e una simpatia straordinaria che qui la gente credo abbia imparato ad apprezzare. Allora, Suor Lucia, intanto complimenti per il lavoro che fate, ma prima di tutto lo descriviamo. Che cos'è il Caritas Baby Hospital? Il Caritas Baby Hospital è ancora oggi l'unico ospedale pediatrico presente in tutta la Cisgiordania, ed è un ospedale che è stato realizzato grazie a un religioso svizzero, un certo Ernest Senidrich, che nel lontano vicino 1952 si è trovato qui in pellegrinaggio proprio durante il periodo natalizio, e succede che questo religioso con questo piccolo gruppo di amici incrociano un paparabo palestinese di un campo profugo qui vicino, il campo di Aida, nel momento in cui stava seppellendo il figlio che moriva per freddo e per denutrizione. E questo incontro è avvenuto proprio alla vigilia del Natale del 1952, quando loro si stavano recando alla grotta della Natività per incontrare colui che viene a salvarci. Ecco, questo religioso resta talmente provocato da questo incontro e gli nasce spontaneamente la domanda: come mai il Signore mi sta facendo fare questo incontro adesso mentre mi sto recando alla grotta? E intuisce, un po' come succede nella nostra vita, chi ha tempi molto veloci, chi ha tempi un po' più lunghi, intuisce che il Signore si serve, ecco, di quell'incontro per fargli capire che sia lui a farsi promotore di un'opera sanitaria a favore dei bambini palestinesi. Come dicevo, è avvenuto nel 1952, quindi qualche anno dopo la guerra arabo-israeliana, e le famiglie quindi più numerose erano quelle che non riuscivano a garantire la sussistenza a tutti i membri familiari. E quindi questo prete riesce a contagiare questo piccolo gruppo di amici che decidono insieme di camminare lungo i campi profughi e di raccogliere i bambini malnutriti.
e questi primi 14 bambini vengono posti in 2 stanze che lui prende in affitto e a cui dà nome Caritas Baby Hospital. Quindi l'ospedale è partito la vigilia di Natale del 1952 con 14 bambini palestinesi. Quando questo religioso incontra, cioè ritorna nella sua diocesi, comincia a fare il tam tam nelle diverse diocesi svizzere, ma essendo membro anche della Caritas tedesca si espande anche in Germania e queste diocesi decidono di dare origine ad un'associazione che in italiano chiamiamo Aiuto Bambini Betlemme. Ed è questa associazione, costituita da membri svizzeri e tedeschi, che ancora oggi porta avanti questa struttura che invece è stata inaugurata nell'aprile del 78, che ha una capienza attuale di 82 posti letto, suddivisi in 3 reparti. Qui siamo nel reparto dei prematuri. Ecco, qui siamo appunto in uno dei reparti più avanzati e più preziosi naturalmente, Suor Lucia, di questa struttura. Per la tua esperienza in questo decennio che hai trascorso qui, conoscendo queste persone, conoscendo un po' la situazione così complessiva, anche i momenti di grande tensione, quelli di maggior distensione, che futuro attende questo paese, soprattutto nel rapporto di convivenza oggi difficile con il mondo israeliano? Credo che il grande segno è quello di portare sempre al centro di ogni nostra missione l'incontro con le persone, l'incontro con le creature, che per noi sono i bambini e le mamme. Allora quando noi poniamo il nostro servizio al centro di colui che si trova in necessità, allora possiamo essere anche palestinesi, israeliani, cristiani, musulmani, non credenti, ma poniamo al centro quello che ci accomuna, che è la nostra umanità. E quando siamo in grado di guardarci, mettendo in risalto, ecco, questa umanità che ci accomuna, le diversità possono veramente diventare un'opportunità di crescita, con i suoi conflitti, con le sue incomprensioni, con le sue difficoltà, con i suoi tempi di astio, ma soprattutto per noi stranieri che lavoriamo, ecco, con la gente palestinese, è quello di non, pur essendo ben ancorate in quello che sta succedendo in questo territorio palestinese di oppressione, di difficoltà, di ingiustizia, è quello di far vedere, far risaltare anche l'aspetto positivo di Israele, ponendo, ecco, non tanto quelli che sono i rapporti di leader, perché non possiamo toccare quel livello, ma vedere tutto anche le risorse positive che troviamo dall'altra parte, che ci aiutano, perché molti bambini nostri, col fatto che vi dicevo non abbiamo le specializzazioni pediatriche, sono ancora oggi vivi, sono salvi, sono guariti grazie alle strutture israeliane che hanno accolto i nostri bambini. Certo, ci saranno sempre dei criteri con altre finalità, ma ecco, se noi poniamo al centro anche l'attenzione e il desiderio che sia salvata la vita, io credo che anche i muri, che sono molto evidenti e già ci toccano il cuore, ci disturbano, ci fanno male, ci fanno soffrire, dobbiamo ricordarci che ci sono anche dei ponti che, per quanto fragili, quanto deboli, quanti a volte un po' meschini perché non fatti nel gesto della solidarietà totale, vogliono rappresentare il contatto e ridare vita a chi si trova nel bisogno. Tra le tappe di questo viaggio, proprio a Gerusalemme, abbiamo incontrato un giornalista del Franciscan Media Center di Gerusalemme, appunto, dove si produce peraltro quel Terra Santa News che avete la possibilità di seguire anche sulla nostra emittente. Sono un'equipe di giornalisti che realizza dei servizi che raccontano la vita di queste terre non soltanto dal punto di vista religioso. Il responsabile è una veronese che abbiamo incontrato insieme al custode di Terra Santa, padre Giambattista Pizzaballa. Un incontro che ha tracciato un quadro molto realista di quella che è la condizione di vita, in particolare delle comunità cristiane. Sentiamo che cosa ci racconta e che tipo di impatto anche emotivo c'è con questa realtà straordinaria di Gerusalemme. Stefania Sborina, una veronese a Gerusalemme, come si trova? Molto bene, devo dire, da 7 anni che sono qui, ho fatto
diciamo così, una scelta di vita a livello professionale, ma anche, perché no, a livello umano. È un'esperienza incredibile vivere nella città che ha dato origine alla fede cristiana. Un'esperienza anche difficile, perché questa città è tutto tranne che tranquilla, però è pur sempre la città santa, e questo è quello che ti dà quella forza in più per vivere io in prima persona Gerusalemme e per poterlo anche comunicare. Certo, le difficoltà ci sono e noi spesso ci poniamo anche vicino alle persone che vivono queste difficoltà, i cristiani in primis, che vivono le difficoltà della popolazione araba palestinese, però non soltanto, cerchiamo di raccontare anche la vita di una chiesa che con coraggio cerca di dare la sua testimonianza importante. Cerchiamo di fare un servizio di conoscenza reciproca tra le varie realtà. Spesso la gente in Italia o nel resto del mondo non sa niente di ebraismo, di Islam. Qui invece, che ne so, alla festa di Sukkot piuttosto che alla festa di Ramadan si fa il servizio per fare un servizio anche di cultura. In questo caso credo che la cultura possa aiutare anche la pace. Ma questa parola, che è pronunciata da tanti, convince davvero secondo te, o c'è un senso di rassegnazione? Devo dire che spesso, ahimè, c'è un senso di rassegnazione, soprattutto da parte delle persone che vivono qui, sia da una parte che dall'altra. Però noi caparbiamente, a volte con un po' di fatica, ma con molto coraggio e anche molta convinzione, cerchiamo di dare voce e visibilità a piccoli segni di pace che pure credo ci siano. Mi riferisco a tantissime associazioni, per esempio, che fanno della loro esistenza il dialogo tra israeliani e palestinesi. Mi riferisco a tante iniziative che magari sì, sembrano le stesse cose, pace per chi, per che cosa, però di fatto uniscono. Io credo che siano quelle famose piccole gocce che un po' di pace riescono o forse riusciranno a costruirla. Una delle mete fondamentali naturalmente di un pellegrinaggio in Terra Santa non può che essere il Santo Sepolcro. Ebbene, al Santo Sepolcro abbiamo incontrato un padre agostiniano che ha celebrato i suoi 50 anni di servizio religioso, di vita religiosa, e l'ha voluto fare in maniera particolare, prendendosi un anno, un cosiddetto anno sabbatico, per vivere questa esperienza qui a Gerusalemme. Ebbene, il suo servizio si è svolto proprio all'interno del Santo Sepolcro. L'anno sabbatico per lui si sta per concludere e quindi la sua testimonianza è particolarmente significativa. L'ascoltiamo in questa intervista che abbiamo realizzato proprio ai piedi del Golgota, del Santo Sepolcro, là dove inizia la Via Crucis, che anche gli amici di Telechiara poi hanno seguito questo percorso molto suggestivo che si svolge tra turisti, tra bancherelle, per arrivare appunto poi al Santo Sepolcro. Che tipo di realtà, che tipo di servizio ha svolto questo veneto che è venuto qui dopo una lunghissima esperienza in Brasile come missionario, dove probabilmente conterebbe di ritornare al termine di questa esperienza. Per me è stato un anno di ricerca personale, specialmente perché era quello che era la prima cosa che volevo, e mi sono trovato bene, molto bene. La prima impressione sono state le pietre che si incontrano nel Santo Sepolcro, sia la pietra del Calvario che la pietra della Resurrezione. E la prima impressione è stata che queste pietre erano piene di sangue, sangue è espressione di amore, ma piene di sangue. Dopo un poco alla volta le ho fatte piene di speranza,
e mi hanno arricchito molto, ecco, nella spiritualità. E aiuta molto ad avere una fede più concreta, più vitale. Il mio progetto è ritornare in Brasile, se i miei confratelli in Italia mi lasciano ancora a ritornare al Brasile dove ho lavorato 30 anni. Un altro veneto a Gerusalemme, si chiama Padre Fabio, è un cappuccino giovane, da 3 anni qui in questa città. Svolge la sua attività prevalentemente come guida di pellegrini. Che cosa si può raccontare anche di questo impatto emotivo di tante persone che arrivano qui? Lo abbiamo chiesto a lui. Dopo gli studi ho lavorato sempre nell'ambito del sociale, per cui cappellano del carcere di Gorizia, ho lavorato all'interno di una comunità di recupero per tossicodipendenti a Mira, Venezia, comunità Olivotti. Un cappuccino qui a Gerusalemme che ci fa? Noi abbiamo una casa, il centro di spiritualità, io sono la luce del mondo e praticamente accogliamo sacerdoti, religiosi, laici che vogliono venire a fare un periodo di formazione biblica o anche un periodo sabbatico di riposo e di preghiera qui a Gerusalemme. Gerusalemme è un luogo importante dove l'intreccio delle culture e delle diverse religioni ci porta a capire la realtà che noi viviamo anche nel nostro Veneto, nella nostra quotidianità. Quali sono i problemi che nascono in maniera particolare all'interno di questa città che è così divisa? Realtà musulmana, realtà cristiana, realtà ebraica? Il problema vero è la religione. Aveva ragione Karl Marx quando diceva che la religione è l'oppio dei popoli. Perché questo? Perché quando uno pensa di avere la verità in mano, il dialogo con questa persona è impossibile, il dialogo, il confronto. La religione tante volte, come pura osservanza di regole, ti porta a chiuderti nelle proprie convinzioni, nelle proprie idee, per cui c'è un'incapacità di fondo di dialogare. Ecco perché noi, la nostra non è una religione ma è una fede in una persona, cioè Gesù Cristo. E questa fede ci porta ad abbracciare e ad aprire il nostro cuore alle persone che noi incontriamo indipendentemente dalla religione e dalla condizione sociale. Qual è l'emozione che si prova vivendoci in maniera particolare? Non sono solo i luoghi la cosa importante qui a Gerusalemme, ma io concretamente vedo, accompagnando i gruppi, la cosa che mi commuove di più è vedere la fede delle persone, che non è tanto una fede nei luoghi o nelle pietre, ma è una fede in un Dio vivo. Allora vedere pellegrini che si commuovono, vedere pellegrini che pregano, sentire anche i pellegrini che arrivano con tutte le proprie, con i propri bisogni, con le proprie sofferenze, con le proprie necessità, questa è la cosa per me importante. Il senso del pellegrinaggio qual è? Sicuramente è un percorso di fede nei luoghi che hanno originato la fede cristiana e anche un incontro tra culture, un incontro di culture diverse. Luoghi, ma anche luoghi particolarmente significativi perché raccontano la storia della fede. Il senso del pellegrinaggio lo abbiamo chiesto al biblista che ha accompagnato il pellegrinaggio degli amici di Telechiara, Don Luca, con tanti momenti di riflessione e di riflessione biblica sui luoghi che raccontano la vita di Gesù. Credo che sia un po' la metafora della vita stessa.
Cioè noi siamo esseri in cammino, noi siamo esseri che abbiamo bisogno per crescere, per maturare, per svilupparci, per evolvere, abbiamo bisogno proprio di concretamente di camminare, di fare esperienze nuove, di allargare i nostri orizzonti, di incontrare situazioni, culture, persone e diversità che appunto possono aiutarci a allargare il nostro cuore, ma anche a capire meglio noi stessi. Ed è esattamente questo che facciamo noi nel pellegrinaggio. Il pellegrinaggio significa camminare e significa anche avere una meta, significa sapere in qualche modo che stai andando e stai seguendo una direzione, non vai a caso, non è un girovagare, è un avere appunto davanti un orientamento. E allora credo che di fronte a un mondo disorientato che ha perso il suo oriente, ha perso il suo orizzonte di senso, ecco, il pellegrinaggio è qualcosa che restituisce all'uomo una direzione, un orientamento, un senso per cui vivere, per cui spendersi. L'itinerario del pellegrinaggio in Terra Santa degli amici di Telechiara è stato l'itinerario classico nei luoghi che hanno visto la presenza di Gesù 2000 anni fa. È un itinerario che è iniziato a Nazareth, i suoi dintorni come Cana, come il Tabor, e poi la discesa lungo la valle del Giordano fino al Mar Morto, il luogo storico di Qumran, per poi risalire verso Gerusalemme. Un itinerario che crea tantissime suggestioni, molte emozioni. Abbiamo chiesto ad alcuni pellegrini che ci hanno accompagnato in questo viaggio di raccontarci qual è la loro emozione, qual è l'immagine che è rimasta più impressa nei loro cuori. Oddio, si può portare tante cose in valigia, ma l'importante è che lo spirito si è alleggerito un po' e siamo riconciliati con noi stessi. In questi giorni abbiamo visitato dei posti particolarmente interessanti e vissuto anche delle atmosfere decisamente particolari. Non avrei mai immaginato forse che questo viaggio mi colpisse così anche nel profondo. Entusiasmante soprattutto. E ti lasci sempre quel fiato sospeso, è una cosa che ti prende il cuore. Avendo visto tutti i luoghi in cui lui ha vissuto, ha predicato, ha fatto l'agonia, è morto, è stato sepolto, cioè, per me è importante perché credo che quando rileggerò i pezzi del Vangelo li rileggerò in un modo diverso, cioè con più, non lo so, forse con più consapevolezza. Sono tante cose di un valore straordinario proprio, non si possono commisurare né si possono catalogare. Per me è un insieme che poi mi dà forza per andare avanti, chissà per quanto tempo. Alla conclusione del viaggio ci sono delle cose che incominciano a risaltare, a risuonare, non ultimo le sensazioni che ho provato nella visita al Museo dell'Olocausto. Il resto è anche la scoperta di un paesaggio composito con queste pianure, questi deserti e le colline che circondano Gerusalemme fortemente insediate, quindi che dimostrano anche questa voglia dell'uomo di essere intorno a quello che è stato un luogo, che è ancora un luogo fondamentale, soprattutto per noi credenti. E per questa puntata di Camper Padova è tutto, vi salutiamo con questo splendido scenario che sta alle nostre spalle e che racconta, come dicevo all'inizio, questa terra in maniera particolarmente significativa. Quello che vedete, lo ricordo ancora, è la città di Betlemme con il suo confine che divide in due questo spicchio di terra palestinese. Da un lato la Palestina, dall'altro lato Israele, in un conflitto che non si è ancora concluso.
La nostra puntata appunto si chiude qui, buona continuazione di settimana.